Fate correre il pallone, non correte voi. Mi dia il gesso. Colby, gli dica di passarmi il pallone qui, che io poi faccio così, 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 gol. Erano anni in cui la SPAL era la squadra da battere. Anni in cui a giocare erano garzoni, idraulici, muratori, operai, sputati dalla terra natia. Anni di calcio di massa, allo stadio di domenica, nei campi di periferia gli altri giorni, a tirare calci tra case non ancora finite e già in rovina. Erano anni in cui il tifo era campanilismo. Si era diversi, città per città, come i colori. Io non vi faccio minacce, vi dico soltanto che se tra voi c'è un brigante che non giochi fino all'ultima goccia del suo sangue, gli polverizzo il sedere a pedate, intesi? E la passione batteva lo snobismo. I gladiatori moderni erano 11 leoni. Intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo, belli. Poi arrivarono i presidenti industriali, i presidenti tifosi. Un Borgolossa nuovo, potente, invincibile. E il calcio diventa un'economia fatta non solo dei biglietti venduti, ma anche di sponsor e della compravendita dei calciatori. Con i soldi arrivano anche i grandi campioni. Ma la vera rivoluzione la fa la TV, la Pay TV. Cambia le cifre in gioco, i rapporti di potere, il modo di giocare e di gioire. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Che si gioca in 15? Trasforma gli stadi in location troppo grandi, troppo vuote, troppo vecchie da gestire. Pessimi affari, come le società di calcio del resto. Ma la Pay TV soprattutto cambia il tifoso. Gli toglie la sciarpa e gli dà pantofole e telecomando. Mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Quello però che non riesce a cambiare è l'emozione. E ogni volta che la palla gonfia la rete, in stadio o in poltrona che sia, il tifoso non resiste. Alza le braccia al cielo e grida la sua fede inossidabile nella dea Eupalla. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ta.